Buongiorno, pace, benvenuti. Questa mattina siamo tutti qui per lo stesso motivo, vero? Vi do un piccolo spunto. Questa mattina concentratevi e preoccupatevi soltanto del vostro cuore. Questo dice la sua parola, di preservare il proprio cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le fonti della vita, ma nel senso perché abbiamo Dio nel cuore, per questo motivo. Quindi non preoccupiamoci di chi abbiamo di fianco, di chi c'è, del nostro cuore in modo principale. Apriamolo a Lui, cominciando lodando ed adorando e ricercando la voce del Signore questa mattina. E in Lui c'è ogni benedizione. In Lui veramente abbiamo un futuro. C'è scritto anche nella sua parola che Lui ha per noi pensieri di pace per darci un avvenire e una speranza. Riposiamo in Lui, lodiamolo, stiamo allegri questa mattina perché abbiamo con noi il Signore dei Signori, il Re dei Re. Amen. Che tu dai
Gloria a te, Padre. Alleluia, siamo al centro della tua volontà. Quante domande dentro di me, cercavo risposte senza un perché, della tua compassione dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo, il mio Dio dov'è? Poi ho scoperto che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene. Alleluia. Gloria a Gesù. E che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il meglio sei per me. La mia fiducia io ripongo in te. Sentivo mancare le forze in me, con l'anima mia gridavo a te e del tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te e la tua risposta aspettavo in me. Che bello sentire la tua voce, oh Dio. Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il meglio sei per me. La mia fiducia io ripongo in te. E che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il meglio sei per me. La mia fiducia io ripongo in te. Solo in te. Tu sei Dio in ogni mia incertezza, so che tu sei Dio nella mia debolezza, trovo forza in te che sei potente Dio. Tu sei Dio quando sono lì nella tempesta. Tu sei Dio quando la tua voce calma
sola, perché sei Dio. La mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro. Sì, tu sei Dio. Tu sei Dio, in ogni mia incertezza so che tu sei Dio. Nella mia debolezza trovo forza in te, che sei potente Dio. Tu sei Dio, quando sono lì nella tempesta. Tu sei Dio, quando la tua voce calma il vento. Ed io riposo in te, potente Dio. Ho fede che in te ho già tutto, che sei con me, non sarò mai sola, perché sei Dio. La mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro. Sì, tu sei Dio. Sovrano sei sulla terra, sì, tu sei sovrano sulla mia vita, sei il grande Dio, sei tu. Sovrano sei sulla terra, sì, tu sei sovrano sulla mia vita, sei il grande Dio, sei tu. Sovrano sei sulla terra, sì, tu sei sovrano sulla mia vita, sei il grande Dio, sei tu. Ho fede che in te ho già tutto, che sei con me, non sarò mai sola, perché sei Dio. La mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro. Sì, tu sei Dio. Sì, tu sei Dio. Sì, tu sei Dio. Tu sei Dio, questo è il mio canto, la mia resa. Tu sei Dio, in questo è la mia vittoria. Resto qui, io mi stringo a te, io mi stringo a te.
L'Eterno è il mio pastore e di nulla manco. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque chete, mi ristora l'anima, mi conduce per i sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non avrei timore, perché il Signore è con me. La tua bacchetta e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Pace a voi. Buongiorno. Come avete dormito? State bene? Siete svegli? Dì alla persona vicino a te, sei sveglio? Siamo pronti per ascoltare il messaggio della parola di Dio? Amen. Voglio dare il benvenuto a quanti sono per le prime volte in mezzo a noi. Dio vi benedica grandemente. Sentitevi in famiglia, vogliamo regalarvi una Bibbia e quindi se non ce l'avete alla fine culto potete andare dal fratello Carlo che vi regalerà una Bibbia. Gloria a Dio. Mi sembra di non dimenticarmi altro che dovevo dire, nient'altro. E allora voglio condividere con voi subito ciò che il Signore ha messo nel mio cuore, in modo particolare. Andiamo alla parola di Dio, vogliamo leggere Giovanni, dal capitolo 19, leggeremo dal versetto 25 al versetto 28. Ma prima che questo vi chiederei un attimo di alzarvi in piedi, gentilmente, di poter chiudere i vostri occhi, perché desideriamo che l'unzione dello Spirito Santo sia su colui che predica e coloro che ascoltano il messaggio. Amen. Vedo che facendo così funziona bene, funziona meglio. Padre, vengo a te nel nome di Gesù, ti ringrazio e ti ringraziamo, Signore, per la tua preziosissima parola che tu hai dato ad ognuno di noi. Questa mattina, Signore, noi chiediamo che questa parola possa parlare ai nostri cuori come ha sempre fatto, con un cuore desideroso e ben disposto di riceverla. Questa mattina noi vogliamo dirti, Signore, abbiamo un terreno fertile affinché il seme della tua parola possa crescere nelle nostre vite. Signore, fa che la tua parola questa mattina possa portare guarigione e liberazione. A quanti anche sono in collegamento con noi, a quanti questa mattina non sono potuti essere qui e ci stanno ascoltando lì dove sono, Signore, parla al loro cuore. Grazie, Padre, per il tuo Santo Spirito che ancora oggi è potente da cambiare e trasformare la vita dell'uomo. E a Lui noi ci affidiamo e chiediamo l'unzione, Signore, anche sulla mia vita, sulle mie labbra, sul mio cuore in modo particolare. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen, gloria a Dio, accomodatevi. Gloria a Gesù. Sì, per quanto riguarda l'offerta, che non l'ho detto, lo sapete, ma non c'è bisogno che lo ripeto. Quindi vogliamo ringraziare il Signore per come porta avanti l'opera sua. Gloria a Dio. Allora, Giovanni, capitolo 19, dal versetto 25 al 28. Solo per questione di tempo leggo soltanto questi 3 versi della parola di Dio. Diciamo la verità. Sono versi molto poco predicati nelle nostre chiese, anche perché su questo verso noi sappiamo che comunque c'è una religione che ne ha fatto una dottrina in modo particolare e noi dobbiamo fare molta attenzione quando leggiamo la parola di Dio, dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleope e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Gloria a Dio. Ci troviamo in un colloquio lì al Golgota, un colloquio che Gesù sta avendo con Maria, sua madre,
In modo particolare, non so se voi, o meglio, se ci rendiamo conto tutti quanti noi quello che Gesù stava soffrendo, quello che Gesù precedentemente aveva già subito, aveva subito delle frustate, ma frustate non semplicemente, c'erano quelli con i ganci che aveva strappato la pelle di Gesù. Gesù si trova sulla croce e io credo che noi nelle nostre sofferenze, nei nostri problemi che a volte attraversiamo, non siamo capaci neanche di guardare chi c'è di fronte a noi. Non siamo capaci neanche di guardare il problema che c'è davanti a noi, mentre invece Gesù che cosa sta facendo? Oltre alla sua sofferenza, lui si sta prendendo cura di chi è davanti a lei, di chi è davanti a lui. C'è sua madre e Giovanni. E lui che cosa fa? Lui vede la solitudine, il dolore nella vita di sua madre, di Maria, vede questa sofferenza e che cosa fa? Gesù si prende cura di lei. Gesù dice a lei e a Giovanni: donna, ecco tuo figlio. E poi dice a Giovanni: ecco tua madre. Cioè Gesù in quell'occasione sta affidando sua madre a qualcuno. Sta affidando la madre a chi? E perché a Giovanni? Ce lo siamo mai chiesto? Giovanni era l'unico che stava sotto la croce. Gli altri non c'erano, non erano presenti. Erano scappati via, avevano paura, erano nascosti. Giovanni invece era lì. Giovanni era quello che corse al sepolcro, insieme con Pietro. Ma Giovanni è quello che noi sappiamo, che, da come abbiamo letto, che Giovanni era il discepolo che Gesù amava in modo particolare. E se noi lo troviamo scritto ci sarà un motivo, c'è un perché. Perché Gesù non faceva distinzione, ma voleva sottolineare che Giovanni era il discepolo dell'amore. Giovanni aveva un cuore grande, un cuore pieno d'amore. Vediamo il suo capo così ci dice la scrittura, nell'ultima cena, che era sul petto di Gesù, voleva sentire il cuore di Gesù. Gesù è molto altruista. È stato l'uomo più altruista che sia mai potuto esistere e credo che mai esisterà un altruismo così, perché lui non ha guardato a se stesso, neanche al dolore di quello che lui stava soffrendo. Lui ha guardato il peso e il dolore di qualcun altro davanti a sé. Gesù, prima di ascendere al cielo, disse ai suoi discepoli: il vostro cuore non sia turbato. Lui si preoccupava del cuore dei suoi discepoli, come questa mattina il Signore si preoccupa del tuo cuore, si preoccupa della tua vita, si preoccupa di quello che tu stai vivendo, si preoccupa di quello che tu stai attraversando. Questa mattina la mia predicazione, in modo particolare, vuole girare intorno, vuole volgere verso la solitudine. Sapete, la solitudine è una malattia grave, è una condizione, è una situazione terribile. Noi possiamo trovarci in mezzo a tante persone, possiamo avere figli, possiamo avere marito, possiamo avere delle persone intorno a noi, ma possiamo essere soli, lo sapete? Possiamo sentirci soli. E Gesù questa solitudine l'ha vissuta, perché Gesù aveva i 12, Gesù aveva anche gli angeli a sua disposizione. La parola di Dio ci dice in Matteo capitolo 14 al versetto 23: dopo aver congetate salì sul monte in disparte per pregare e fattosi sera era là tutto solo. Era tutto solo. In Marco capitolo 6 al versetto 46 troviamo: fattosi sera la barca era in mezzo al mare ed egli era a terra ed era tutto solo. Gesù ha sperimentato la solitudine, ha sperimentato chi doveva starci vicino, chi doveva pregare con lui, non lo ha fatto, lo ha lasciato solo. E Gesù conosce la solitudine e comprende il peso della solitudine. Gesù è preoccupato in modo particolare, si preoccupa perché conosce il cuore dell'uomo. Il Signore sa che cosa può causare la solitudine nella tua vita. Lui sa come il nemico riesce a lavorare attraverso la solitudine. Ecco perché noi non dovremmo mai stare soli. Ed ecco perché Lui ci ha detto: io non vi lascerò soli, non vi lascerò orfani, io sarò con voi in ogni tempo, in ogni luogo.
luogo, in ogni momento, in ogni circostanza, il Signore è con noi. Non lo vediamo, ma Lui è con noi. Io mi sono trovato in qualunque luogo, in qualunque posto, mi sono trovato in sala operatoria, mi sono trovato in qualunque posto, mentre anche mi operavano, ho detto: Signore, io so che Tu sei qui. Signore, mezzanotte, l'1, le 2, le 3 del mattino, in qualunque posto. Una volta ci siamo trovati anche in cimitero, vero Carlo? Eravamo a Saint-Tropez. Ci siamo trovati in un cimitero, era l'1 di notte, perché giravamo, non eravamo capaci di uscire da quel posto. E ci siamo trovati dentro a un cimitero e abbiamo detto: Signore, noi sappiamo che anche qui Tu ci sei. Il Signore è dovunque. I figli ci sono, Lui è lì e non toglie mai lo sguardo dalla nostra vita. Voglio sottolineare una cosa molto importante, che Gesù ha costituito la sua Chiesa e lo ha fatto con un proposito. Ascolta bene quello che stamattina desidero dirti. Gesù, quando ha costituito la sua Chiesa, lo ha costituito per un proposito. Lui ha costituito la sua Chiesa essere una famiglia. Lo ripeto, perché ho sentito un amen. Vuol dire che qualcuno si sente della famiglia. Allora, Gesù ha costituito la sua Chiesa e lo ha fatto con un proposito. Questo proposito è una famiglia. Nel Salmo 68, versetto 6 dice: a quelli che sono soli Dio ha dato una famiglia. Dio ha dato una famiglia. Mi ricordo il fratello Emanuele Vischi, che più volte da questo pulpito ha detto: Dio mi ha dato una famiglia. Ero da solo, figlio unico. Dio mi ha dato una famiglia grande e io lo ringrazio. Da figlio unico. E mi ricordo anche quante persone si sono sempre trovati soli. Pur avendo una famiglia, si sentivano soli. Questa mattina il mio desiderio, con tutto il mio cuore, spero che nessuno in mezzo a noi si senta solo o sola. Puoi avere un marito, una figlia, puoi avere un lavoro, magari tanti amici, ma ti senti solo. E questa mattina, se il Signore mi ha dato questo messaggio, forse è per qualcuno in mezzo a noi. È importante vedere, in Efesini capitolo 2, versetto 19, l'Apostolo Paolo afferma: voi dunque non siete più né forestieri né ospiti, ma cittadini dei santi e membri della famiglia del Signore. Membri della famiglia del Signore. Siamo una famiglia. Qui a Marostica siamo una famiglia locale, ma la nostra famiglia è sviluppata in tutto il mondo. E un giorno saremo davanti al trono di Dio. Gloria a Dio, a lodarlo, a benedirlo, a ringraziarlo da ogni lingua, da ogni tribù, da ogni nazione, da ogni razza, da ogni colore. Gloria a Dio, che meraviglia sarà che saremo davanti al trono di Dio. Che lingua si parlerà? Non lo so, io spero in napoletano, che lo conosco. Ma un veneto dice veneto, un altro dice no, ma quelli sono dialetti. Gloria a Dio, parleremo nella lingua dello Spirito. Però una cosa sono certo, che Giovanni, quando ha visto dall'altra parte, ha sentito quello che dicevano, quindi l'ha capito, perché dicevano: degno, degno, degno è l'agnello di Dio, santo, santo, santo è l'agnello di Dio. Alleluia. Alleluia, 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 lodavano il Signore. Credo che questa alleluia ci sarà. Almeno in questa lingua alleluia ci sarà, credo. Poi nessuno è andato in cielo e sceso e ha detto sì, c'è. Non lo sappiamo. Voglio farvi notare una cosa, che fin dall'Antico Testamento il Signore ci ha sempre tenuto che qualcuno non rimanesse solo. Quando Dio ha costituito la Pasqua, vi ricordate? Che cosa dovevano fare? Dovevano mangiare l'agnello. E che cosa dovevano fare? Se quell'agnello era un po' più grande e un'altra famiglia che era lì vicino, che era la dovevano chiamare e stare insieme a mangiare l'agnello. Stare insieme. E questo che cosa ha significato? Che Gesù, che è l'agnello di Dio, vuole che le famiglie stiano insieme.
Desidera che la Chiesa, la sua Chiesa che Lui ha costituito, stia insieme, che sia realmente una famiglia, uno con l'altro, e ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Perché è questo quello che ci ha chiamato il Signore. Il Signore non ci ha chiamato a frequentare una Chiesa. Non ci ha chiamato a timbrare un cartellino la domenica mattina, ci sono. Il Signore ci ha chiamato a conoscerci, a guardarci, a parlarci, a dire cosa posso fare. A me piace moltissimo quando ho scoperto nella parola di Dio, dopo averlo letto chissà quante volte, ma nell'originale, quando il cieco di Gerico chiama Gesù e gli dice... Il Signore gli dice: noi abbiamo il nostro termine, che cosa vuoi che io ti faccia? Ma dall'originale invece dice: come posso servirti? Che meraviglia! Gesù, il Signore dei Signori, il Re dei Re, va davanti a un paralitico zoppo, che erano gli ultimi nella società, che non potevano entrare nel Tempio perché avevano dei difetti fisici. Il Signor Gesù va da lui e gli dice, mentre lui lo chiama: come posso servirti? E io credo che questo dovremmo dire l'un l'altro. Come posso servirti? Qualcuno lo sa perché mi ha telefonato a casa e mi ha detto: posso parlarti un attimo, posso chiamarti? La mia risposta è stata questa: come posso servirti? In che modo posso servirti? Cosa posso fare per te? E credo che questa è la Chiesa del Signore. La Chiesa del Signore è di servizio l'uno con l'altro. Ieri abbiamo visto che è stato incoronato, no? Il re d'Inghilterra. Ha dovuto fare un giuramento sulla Sacra Scrittura, sulla Bibbia, e ha detto: io sono a servizio vostro. Non sono qui per essere servito, sono al servizio vostro. E io spero che questo avvenga, perché per un re a corte ne ha tantissimi che gli servono, però è un cuore servizievole. Parte tutto da qui, parte dal cuore. Paolo nella sua lettera ai Corinzi dichiara che se un fratello soffre, soffrirà tutto il corpo. Che se un fratello gioisce, gioisce tutto il corpo. Non possiamo rimanere indifferenti. Non possiamo vedere chi all'interno della nostra Chiesa, della comunità, perché sto parlando in questa comunità, magari quando il Signore mi chiamerà a predicare a qualche altra parte, se mi dà questo messaggio lo farò anche a qualche altra parte. Fratelli, la Chiesa è l'unità del corpo di Cristo. La Chiesa è prendersi cura l'uno dell'altro. Se noi sappiamo e conosciamo che c'è una situazione difficile all'interno di una casa, di una famiglia, dobbiamo avere conoscenza di questa situazione. Perché dobbiamo intervenire. Dobbiamo intervenire. In Deuteronomio capitolo 15 al versetto 7, guardate cosa dice. Signore, se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese che il Signore il tuo Dio ti dà, un fratello bisognoso, non indurerai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Questo qui sapete che cos'è? È un ordinamento. È un ordine che Dio dà alla Chiesa. È un ordine che Dio dà al suo popolo. Dice: tu non potrai chiudere i tuoi occhi. Ma noi magari lo veniamo a sapere, noi sappiamo delle situazioni e ci prendiamo magari cura di altre cose e poi svolgiamo il nostro culto con piena libertà nello Spirito, ma io credo che ci dovremmo sentire rimproverati dallo Spirito Santo, perché prima di comprarmi una camicia io vedo se un fratello della Chiesa non ha una camicia, gliela compro a lui. Mio padre, un uomo che non predicava dal pulpito, quante volte mi avete sentito predicare di mio papà, parlare di mio papà? Papà non era un uomo che predicava dal pulpito, non era dietro al pulpito, mia mamma comprava i vestiti a papà perché papà non sapeva neanche andarsi a comprare, lui le comprava a mia mamma, sapeva la misura, glieli comprava, mia mamma poi andava nell'armadio e non trovava più il vestito che gli aveva comprato. E diceva: Giuseppe, ma ti ho comprato il vestito, sei sempre, vabbè, io ne ho tanti. Papà aveva visto qualcuno, la sua taglia, la sua misura, sapeva che non aveva niente, diceva: vieni a casa mia, ho un bel vestito per te. Bellissimo. Glielo dava e non sapevamo mai.
Fratelli, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Perché se Dio ci ha dato l'opportunità e la grazia di poter dare, possiamo ringraziare il Signore. Forse qualche giorno avremo bisogno noi. E io ringrazio il Signore. Per quante volte ho avuto bisogno e c'è stato chi mi ha detto non ti preoccupare, perché siamo una famiglia. Siamo una famiglia. Gesù si è preoccupato per sua madre, ha voluto istituire lì una famiglia in quel momento. Prendi in casa mia madre e tu avrai una madre adesso. Quando il Signore ci porta qualcuno, dobbiamo riflettere, dobbiamo pensare. E la nostra domanda è: perché il Signore ce l'ha portato qui? Qual è lo scopo? Lo scopo principale è che conosca il Signore, che venga salvato. Siete d'accordo? Che diventa un mio fratello in Cristo. E poi non possiamo trascurare le esigenze di quella persona, di quello che sta vivendo. Quando la Chiesa è nata, se voi vedete negli Atti degli Apostoli, quando nasce la comunità mettevano tutti in comune. E per quale ragione? Perché aiutavano quelli che non ne avevano. Sovvenivano, aiutavano nella crescita. Voglio dirti una cosa questa mattina: Dio non è in debito con nessuno. Quello che tu dai, il Signore te lo dà 100 volte tanto. Non lo dico io, lo dice la sua parola. La sua parola afferma che 100 volte tanto a chi ha dato. Pietro diceva: Signore, abbiamo lasciato ogni cosa, abbiamo dato. Pietro, io ti dico in verità, chi ha lasciato casa, padre, madre, figlio, figlie, per amore del mio nome, che non ne riceva 100 volte su questa vita e la vita eterna. Io più volte mi domando e dico: chissà, il Signore ancora sto vivendo di quello che qualche volta ho fatto di bene per qualcuno, sto ancora vivendo del 100 volte tanto. Dio è buono, è misericordioso, è lento all'ira e di grande benignità. Un giorno il Signore, quando saremo nella sua presenza, non ci premierà per la conoscenza che abbiamo di Lui. Cosa dice la sua parola? Che un giorno Egli dirà: quando avrete dato un bicchiere d'acqua, quando avrete fatto qualcosa, un minimo, è come se l'avreste fatto a me. La Chiesa ha un motivo, non è un motivo semplicemente di indottrinamento. Perdonatemi se uso questo termine, perché la dottrina è meravigliosa della parola di Dio, guai se non ci fosse la dottrina, ma non deve rimanere tale. La dottrina la dobbiamo ricevere, ma poi da quella dottrina che Dio ha messo nel nostro cuore, da quell'insegnamento che noi riceviamo, poi dobbiamo agire, dobbiamo fare, perché è inutile conoscere e poi non fare nulla. Abbiamo la conoscenza di Dio, abbiamo la conoscenza della parola di Dio, ma poi nella conoscenza che il Signore ci dà, poi dobbiamo manifestare, dobbiamo muoverci, dobbiamo essere presente. L'afflizione, le debolezze, sentirsi solo. Fratelli, non c'è nulla, secondo il mio punto di vista, ancora più brutto se all'interno delle chiese ci sono delle persone che si sentono sole. Ci sono dei fratelli, ci sono delle sorelle che si sentono soli. Perché la Chiesa non è costituita per questo. La Chiesa è costituita perché ognuno di noi possa sentirsi uno strumento nelle mani di Dio. La Chiesa è costituita affinché ognuno di noi possa dimostrare l'amore di Dio. Come posso vedere l'amore di Dio? Lo vedo attraverso di te. Lo vedo attraverso di te. Giovedì, nello studio biblico che ho tenuto, ho parlato di essere utili e inutili, perché il contrario di utile è inutile. E l'Apostolo Paolo dice a Tito: sì, fratello, io voglio un utile da te nel Signore. Devi essere utile, perché tu mi sei utile nell'opera di Dio. E se siamo nella Chiesa disutili, a cosa serviamo?
A cosa serviamo? Pensiamo di aver ricevuto Gesù, pensiamo che il nostro nome è scritto nel libro della vita, ci basta questo, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo... No! Il Signore ci ha detto andate e portate frutto, e il vostro frutto sia permanente. Il frutto è proprio all'interno della comunità, della Chiesa, essere utile, essere di aiuto, essere di sostegno, essere di incoraggiamento, essere una persona che è attiva nella Chiesa, che è presente nell'opera di Dio, che è sempre attiva, che si fa vedere, che in qualche modo può sostenere, aiutare, a volte anche una telefonata. C'era una pubblicità un giorno che diceva una telefonata salva la vita. Una telefonata salva la vita. Una parola di conforto, una parola di sostegno, andare in un momento particolare, bussare la porta. E ho sentito più di qualcuno, io ringrazio il Signore perché quella sorella, quel fratello mi è venuto a trovare, mi è stato di incoraggiamento, mi è stato di sostegno. Come possiamo conoscerci l'un l'altro se non ci conosciamo? Non basta la domenica mattina, non basta venire qua quelle 2 ore che stiamo qui e poi salutare e andar via. Anche le agape che noi facciamo sono importanti perché ci conosciamo, perché portiamo da mangiare per gli altri, perché desideriamo anche offrire qualcosa che il Signore ci ha dato. Siete d'accordo oppure no? La Chiesa nascente mangiavano insieme, stavano insieme, perché era meraviglioso stare insieme. Non è semplicemente venire al culto, presentare, alzare la mano, cantare, è finito e me ne vado. Che differenza c'è tra la messa e il culto? E invece, quando attraverso di me e attraverso di te, io vedo l'amore di Dio. Io vedo il Signore attraverso di te. C'era un cantico che noi cantavamo un tempo, io vedo in te l'amore del mio Re. Perché vedo in te la gloria del mio Re, io ti amo nell'amore del Signore, io ti amo nell'amore del Signore, io ti amo nell'amore del Signore, perché vedo in te la gloria del mio Re, io ti amo nell'amore del Signore. Era questo è l'amore di Dio. In questo bisogna che la Chiesa insieme, unita, possa uscire ed evangelizzare, perché siamo un corpo, gloria a Dio, siamo la Chiesa del Signore, siamo la famiglia di Cristo e abbiamo bisogno di accogliere ancora tanti che non conoscono il Signore, di dire vieni a far parte della famiglia di Cristo Gesù. Quando morì mia sorella, mio padre fu gettato fuori dalla famiglia perché era diventato protestante. Mio padre non aveva un euro, una lira, per poter, io ancora dovevo nascere, per poter fare il funerale a mia sorella, 19 mesi, 17 mesi, morì di un infarto. Non avevano nulla, avevano una bancarella che vendevano dei piatti, bicchieri, eravamo 9, io non c'ero ancora, ma erano già 10 figli. E che cosa è successo? Mio padre è andato dal pastore, ha camminato, è andato lì tutta la notte, perché papà camminava a piedi, non aveva macchina, non aveva niente, neanche la bicicletta. E quando è andato dal pastore la mattina ha bussato e gli ha detto il Signore ha chiamato mia figlia Esther, se l'è portata a sé, tu doni e porti via, abbiamo cantato, quel cantico l'ha scritto un fratello che la figlia è morta. E il pastore ha detto dammi solo il tempo, non ti preoccupare, tu vai a casa, non ti preoccupare che arriveremo. E papà quando è arrivato a casa abitavamo al 3° piano, c'erano persone che scendevano, salivano, i fratelli della chiesa e dicevano pace fratello, pace sorella, e lui è arrivato lì, ha visto tutta la gente e tutto il condominio che era là dice ma quanti fratelli e sorelle c'ha questo? Quanti fratelli ha questo? E gli hanno fatto il funerale. Papà raccontava un funerale meraviglioso. Alla fine del funerale gli hanno fatto una contabilità di quello che avevano speso solo per contabilità della chiesa, ma poi gli hanno dato dei soldi e gli hanno detto adesso sappiamo che tu sei in queste condizioni, tieni, questo è per aiutarti affinché ti puoi un po' riprendere con la bancarella, compra qualcosa, fai qualcosa. Questa è la famiglia del Signore, questa è la Chiesa di Gesù Cristo. Non sono chiacchiere, sono fatti, sono fatti. Gesù faceva. Gesù sfamava le folle, si preoccupava quando venivano e diceva come torneranno a casa a digiuni. Cosa avete? Cosa avete? Cosa abbiamo? Abbiamo pochi pani, pochi pesci. Datemi questi pani e questi pesci.
Ma Signore, come posso aiutare gli altri? Come posso dimostrare il tuo amore? Cos'hai? Ma non sono capace, non sono bravo come tale, non sono bravo come quell'altro. Dammi quello che hai perché io voglio usarmi di te. Io voglio una chiesa, dice il Signore, che sia vittoriosa. Una chiesa che sia una famiglia, una chiesa che non si sparla l'uno con l'altro, una chiesa che si ama, una chiesa che si benedice. Gesù ci ha dato un insegnamento, poche domeniche fa l'ho predicato questo. Quando Giovanni, ripieno dello Spirito Santo, Giovanni il Battista, è andato un po' in tilt. Ma sei tu che devi venire o dobbiamo aspettarne un altro? Gesù non è approfittato di questo, ma Gesù ha detto: a chi siete andati a vedere? A chi? È un uomo, non c'è uomo, è ripieno di Spirito Santo. Questo è quando noi riusciamo nella sorella, nel fratello, anche quando vediamo che magari in qualche modo sono venuti meno, e chi non è venuto meno? Ma possiamo benedire, possiamo sostenere. La parola di Dio dice una cosa meravigliosa: l'amore copre moltitudini di peccati. L'amore copre moltitudini di peccato. Cristo Gesù è amore. Dice: noi abbiamo potuto vedere l'amore. Alleluia! L'Apostolo Giovanni ha scritto 5 libri della Bibbia, 5 libri della Bibbia, anche l'Apocalisse. 5 libri della Bibbia. E in quei 5 libri parla dell'amore del Signore. Vuoi parlare agli altri? Fa che la tua vita possa parlare agli altri. Fa che la tua vita possa parlare agli altri. Se vedi qualcosa, se vedi che hanno bisogno di aiuto, se vedi che ha bisogno di una parola di conforto, se vedi anche che magari possono usare delle parole che in qualche modo possono, come dire, essere esagerate, offensive, non ti preoccupare, stai vicino, dimostragli il tuo amore. La Chiesa non è Chiesa se non ha l'amore di Dio. La Chiesa non ha Chiesa se non ha l'amore di Dio. La Chiesa deve manifestare l'amore di Dio. Quando ci accogliamo, quando arrivano alla porta, qualcuno mi dice: c'è Carmela che mi abbraccia in una maniera incredibile, cioè mi stringe, e c'è la sorella Viorica, ci sono i fratelli che mi abbracciano, mi stringono e mi dicono: benvenuta, gloria a Dio. Ci sono alcuni che sono confusi. A volte all'interno della Chiesa ci sono delle persone che vivono e vivendo da soli, cioè sentendosi solo, vanno in confusione. Se voi leggete il Salmo 25 di Davide, ve lo leggo e poi concludiamo. A te, o Signore, io elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido, fa che io non sia deluso. Che i miei nemici non trionfano su me. Nessuno di quelli che sperano in te siano delusi e siano confusi. Quelli che si comportano slealmente senza ragione. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterno. Non ricordarti dei peccati della mia gioventù, né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza. Per amore della tua bontà, o Signore, il Signore è buono, è giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori. Guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il tuo patto e le sue testimonianze, per amore del tuo nome. O Signore, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore arriverà da quelli che lo temono e gli fa conoscere il suo patto. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto. Perché io sono solo
e afflitto. Sapete chi sta scrivendo questo? Era un re. Era il re di Israele. Eppure dichiara: perché io sono solo ed afflitto. Può essere un re solo? Ci può essere afflizione uno che ha tutto quello che vuole davanti a sé? Sì. Lui lo ha detto: Signore, perdona il mio peccato. Le angosce del mio cuore sono aumentate, liberami dalla mia angustia. Vedi la mia afflizione, il mio affanto, perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici perché sono molti, mi odiano di un odio violento. Proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso. Perché in te confido, l'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto, perché spero in te. O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Per ben 3 volte noi troviamo nel versetto 2, nel versetto 3, nel versetto 20, che lui dice: sono afflitto e sono confuso. A volte le afflizioni, le situazioni difficili fanno sì che tu ti puoi sentire solo. Ma questa mattina il mio messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore è perché desidero dirti: non rimanere solo, non restare solo, non uscire dalla Chiesa, non tirarti indietro. Impegnati a servire di più il Signore. Impegnati ad essere all'interno della comunità una benedizione. Se non hai ancora un ruolo nella comunità, non ti preoccupare. Giovanni non sapeva di avere questo affidamento sotto la croce da Gesù. Neanche immaginava che Gesù gli avrebbe detto: donna, ecco tuo figlio. E poi dice a Giovanni: ecco tua madre. E lui se la porta a casa sua. Perché gli ha affidato questo a Giovanni? Perché Giovanni era fedele? Perché Giovanni era sempre presente? Perché Giovanni è stato sotto la croce. E a chi si affidano le cose? La parola di Dio dice in Timoteo: affida queste cose. Sta parlando al pastore della Chiesa, Timoteo, sta parlando Paolo, dice: affida queste cose a coloro che sono fedeli. La fedeltà è essere presenti, la fedeltà è essere sempre di quello che la Chiesa sta vivendo, di quello che stiamo attraversando. Siamo una famiglia, se un membro del corpo soffre tu lo devi sapere. Se sei proprio tu che stai soffrendo, noi lo dobbiamo sapere, perché vogliamo pregare gli uni per gli altri, perché in qualche modo possiamo intervenire, in qualche modo possiamo essere presenti, perché questa è la Chiesa del Signore. Siete d'accordo con me o no? E voglio concludere con questo. Gli dissero a Gesù: fuori c'è tua madre, fuori ci sono i tuoi fratelli. Quale fu la risposta di Gesù? Avete sentito Anna? È in fondo. I miei fratelli sono quelli che fanno la volontà del Padre mio. Mia madre, le mie sorelle, i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà del Padre mio. Qualcuno forse potrebbe dire: io ho un fratello carnale, ma ogni volta che vado con lui ci sono sempre problemi, discussioni, situazioni. Ma nella Chiesa, con i miei fratelli della Chiesa, io quando sto nella Chiesa, veramente è tutta un'altra cosa. Perché? Perché ci accomuna qualcosa. Sapete cosa ci accomuna? Il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni macchia di peccato. Confessate i vostri peccati l'uno all'altro, onde siate guariti. E il sangue di Gesù ci purifica da ogni macchia di peccato. Fratelli, la Chiesa del Signore è una famiglia. Io spero che tu ti senti parte di questa famiglia, che non hai firmato semplicemente quel libretto per appartenere come membro di Chiesa. Ecco perché io dicevo giovedì: membri di Chiesa o discepoli? Il Signore non ci ha chiesto di fare membri di Chiesa, non importa quanti membri hai in una Chiesa. C'è chi si vanta: io ho 1000 membri, io ho 1500, io ho 2000 membri. Il Signore ci ha chiesto di fare discepolo e il discepolo somiglia a Gesù Cristo ed emana il suo profumo. Amen. Aiuta, sovviene, sostiene, incoraggia, sta vicino a chi è nel bisogno.
Coraggio, fratello mio, si diranno null'altro, coraggio, andiamo avanti, i tempi si faranno sempre più difficili, sempre più duri, ma la famiglia del Signore è benedetta dal Signore, è incoraggiata dal Signore, è sostenuta dal Signore. Gesù è in mezzo a noi che è il capo del corpo di Cristo, Lui è il capo, ma Egli desidera che noi realmente possiamo amarci l'uno con l'altro, rispettarci, volerci bene, non sospettare il male nell'uno e nell'altro. Tutti sbagliamo, tutti cadiamo, tutti veniamo meno, nessuno è perfetto. Ma sapete cosa desidero io da voi? Io desidero una cosa, che se voi vedete me che io magari sono caduto in qualche cosa, non mi giudicate, ma aiutatemi, tiratemi su, datemi la vostra mano, perché io voglio andare in cielo. Voglio andare in cielo con il Signore. Ed è bella quella cosa che c'è su YouTube che stanno correndo insieme, questa maratona, stanno correndo e uno di loro cade, e lui che sta arrivando per primo vede che l'altro è caduto, torna indietro, non va a vincere, torna indietro e va lì ad alzarlo per camminare, perché dice dobbiamo arrivare insieme. Questa non è una vittoria se tu sei caduto. Ultimamente hanno fatto vedere due ragazze che alla sciabola l'uno con l'altro, la ragazza tirandosi indietro è caduta a terra e si è slogato il ginocchio e stava vincendo. Che cosa ha fatto l'altra? Quando lei si è alzata con la gamba così che non riusciva a tenerla, l'altra non l'ha attaccata per vincere, ma si è tirato indietro, guardava l'ora finché non finiva la partita, e la partita è finita e ha vinto quella che era caduta. Quanti insegnamenti abbiamo? Il Signore ci dirà ad ognuno di noi: dov'è tuo fratello? Vi ricordate a chi ha gridato: dov'è tuo fratello? Non sono mica io il guardiano di mio fratello. No. Il Signore ci ha chiamati ad essere sentinella gli uni degli altri. Se il Signore ti ha messo un fratello vicino, prenditi cura. Ti ha messo una sorella vicino, prenditi cura. Nel tuo piccolo quello che puoi fare, prenditi cura. Così crescerà la Chiesa. Così la Chiesa sarà benedetta dal Signore. Così la Chiesa avrà vittoria. Qualcuno che piange, stagli vicino. Piangete con chi piange, sorridete con chi sorride. Questa è la Chiesa del Signore. Siete d'accordo oppure no? Amen. E allora questa mattina alziamoci, per favore. Non voglio fare un appello, non mi sento di fare un appello questa mattina. Forse qualcuno sarebbe venuto qui davanti, però io voglio fare una preghiera. E la mia preghiera è questa: se potete inchinare il vostro capo, chiudere i vostri occhi. Signore, grazie per la tua parola, ma soprattutto grazie per il tuo immenso amore. Perché Cristo Gesù è venuto in questo mondo e ci ha dimostrato l'amore tuo, è morto per ognuno di noi, che eravamo peccatori, non avevamo speranza, non meritavamo nulla, Signore, ma tu sei morto per noi affinché noi avessimo vita e vita d'esuberanza. Signore, grazie per l'opera tua, grazie perché hai istituito e costituito la tua Chiesa. Signore, fa che la tua Chiesa, in modo particolare questa Chiesa, Signore, questa comunità di Marostica possa emanare il tuo profumo, possa emanare il tuo amore, Signore, che ognuno di noi accresca nel tuo amore, Signore, che possiamo realmente abbracciarci di un amore sincero, vero, reale, Signore, che possiamo apprezzare il fratello, la sorella, che possiamo amarci, Signore, che possiamo dimostrare a un mondo che vive senza amore che i figli tuoi sono pieni del tuo amore. Signore, espandi il tuo spirito sulla Chiesa. Soffia il tuo spirito, Signore, affinché realmente questa comunità possa emanare il profumo attraverso questi luoghi, questi posti, queste vie, e che gli altri possano raggiungere in mezzo a noi e venuti in mezzo a noi possano sentire quell'amore di cui la tua presenza emana, un amore profondo l'uno dell'altro. Padre, ti chiediamo perdono. E soprattutto io, Signore, ti chiedo perdono se abbiamo trascurato qualcuno, se qualcuno si sente trascurato, se c'è qualcuno che è solo, Signore. Ti chiediamo, Signore, noi siamo certi che tu sei l'unico che non l'abbandoni e non l'hai mai abbandonato, e sei ancora in piedi è solo per la tua grazia. Signore, benedicilo. Signore, fa che noi possiamo dimostrargli il tuo amore questa mattina. Che questa parola possa continuare a parlare ai nostri cuori, che andando a casa ognuno di noi possa fare un esame di coscienza e poter dire: sono utile o sono disutile? Signore, fa che ognuno di noi possa essere utile per la tua gloria, perché tu ci hai salvato per un motivo,
affinché noi proclamiamo le virtù, le tue virtù. Grazie Padre per questo culto, grazie per questo giorno, grazie per ognuno di noi. Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica a tutti quanti voi, fratelli, buona domenica.